Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Gerace in provincia di Reggio Calabria. Il comune si trova a 470 metri sul livello del mare e conta più di 2700 abitanti. Gerace è città d'arte, da una parte guarda al Mar Ionio e dall'altra all'Aspromonte. Nel corso della puntata scopriremo tante cose belle, mettetevi comodi, a voi Gerace! Gerace per me è tutto. Io sono nato a Gerace, ho fatto la mia infanzia, mi sono sistemato a Gerace e lavoro a Gerace. Per me Gerace è il paese più bello del sud, no? Consentitemi questo campanilismo, però è la perla del sud Gerace. Io che ho vissuto qui a Gerace, da piccolo non mi rendevo conto di stare in questo piccolo paradiso. Man mano che tu vivi ti accorgi veramente di vivere in un patrimonio artistico che noi abbiamo ereditato, e questo, mentre da piccolo non lo gustavi, ora da grande gusti sempre di più queste bellezze che noi abbiamo a Gerace. È un paese situato in una posizione geografica favolosa, perché ci troviamo a 10 km dal mare, a 10 km dalla montagna, in un clima favoloso, accettabilissimo, sia d'inverno che d'estate. Molti turisti spesso scelgono, invece di vivere sulla Ionica, ma vivere qua nel nostro paesino, proprio perché si trovano a proprio agio, non soffrono il caldo, non soffrono il freddo, si trovano in un ambiente molto familiare dove spesso in estate possono gustare la musica, il teatro, perché è un paese molto attento a queste manifestazioni culturali che abbiamo ereditato dai nostri antenati e che con molto entusiasmo vogliamo ancora che continuino nel tempo. Benvenuti a Gerace, città della Calabria, affacciata sul Mare Ionio, in una posizione equidistante tra Reggio Calabria e Catanzaro, su una rocca in altezza di circa 470 metri, un territorio di circa 28 km². Gerace viene distribuito sul territorio del centro abitato in tre distinti, agglomerati, quello del Borgo Maggiore, del Borghetto e del centro. Poi ci sono numerose frazioni, quindi viene così distribuita la popolazione. Nella parte del Borgo Maggiore una volta c'erano i famosi arigagnari o vasai, lavoravano la terracotta, che tuttora oggi ci sono questi artigiani che lavorano così come si faceva una volta. Poi c'è nella parte invece alta del centro, laddove c'è la cittadella vescovile, la cattedrale e dove ci sono numerose chiese. Ma Gerace è un monumento tutta, bisogna viverla, passeggiare per le viuzze e dove ancora si respira quel profumo e quell'aria medievale, in una città che viene anche rappresentata nel suo simbolo, che è lo sparviero, con tra gli artigli due fiaccole, con una corona a 5 stelle che rappresenta appunto il simbolo della città. Un territorio che domina circa 70 km di mare, del Mare Ionio. È stato scelto perché dal punto di vista di avvistamento si trovava in una posizione eccellente. Ma non è solo ovviamente cultura, non è solo artigianato, un'arte che è quella della tessitura. Ancora oggi ci sono delle cooperative che producono questi filati che provengono dalla Magna Grecia. Questo territorio nasce con la Magna Grecia.
C'è da vedere all'interno del comune l'area votiva dei Locresi del II secolo d.C. e sancisce l'accordo con Roma Eterna. Altra copia di questa è nel Campidoglio a Roma. Certamente a Gerace sono passate tutte le etnie, normanni, bizantini, spagnoli, e girando le viuzze si assapora tutta quest'area di queste etnie che ci sono state. Il comune di Gerace, in provincia di Reggio Calabria, si sviluppa intorno alla meravigliosa concattedrale. Andiamo a conoscere il parroco. Benvenuti nell'antica cattedrale di Gerace, iniziata a costruire nel 1045, dedicata naturalmente come tutte le cattedrali medievali a Santa Maria Assunta. È il primo monumento della Calabria e in questa cattedrale c'è tanta storia, tanta cultura, c'è tutto quello che si può ritrovare di bello nella Calabria. Si celebrano naturalmente funzioni a vario titolo perché è parrocchia e quindi ci ritroviamo nel luogo dove la comunità cristiana si ritrova la domenica per celebrare la Santissima Eucaristia e naturalmente per tutte le altre funzioni che una comunità cristiana svolge durante l'anno liturgico. Sotto abbiamo una cripta che è il primo pezzo della cattedrale, antichissimo, addirittura ci sono degli scavi che stanno ricostruendo una storia che è veramente antica, prima di Cristo. C'è una storia vecchia, antica. Si sorregge su queste colonne che sono una diversa dall'altra, sono del II-III secolo e vengono dall'Asia. La forma è interessante, anche questo tipo di costruzione che dà l'idea di quanto davvero i nostri padri erano bravi nel fare le cose che riguardavano anche Dio stesso, diciamo, insomma, no? Ci tenevano molto e questa cattedrale nel suo splendore lo dice chiaramente. È concattedrale perché la cattedrale si ritrova giù all'Ocri, è stata la cattedrale della diocesi di Gerace fino al 1954 e il titolo però della diocesi è l'Ocri Gerace. L'Immacolata è la patrona di tutta la diocesi e che è custodita qui in questa cattedrale. Compatroni però sono anche Sant'Antonio del Castello e Santa Veneranda. Questa zona di Gerace, come una bella parte della Locride, porta con sé la storia dei monaci bizantini che qua sono sbarcati, qua sono rimasti, qua hanno dedicato molto del loro tempo e della loro preghiera in questa terra. E allora Sant'Antonio del Castello, originario proprio di Gerace, e Santa Veneranda, probabilmente dagli studi una eremita femmina, no? Una eremita donna. Anche questa è interessante. Tenete presente che in questa cattedrale c'è un'opera interessante che è proprio l'altare centrale, l'altare maggiore, costruito nel 1995 dall'allora vescovo Monsignor Giancarlo Bregantini, consacrato insieme con il vescovo ortodosso Spiridione. L'altare è proprio l'altare dell'unità, Sint Unum, c'è scritto alla base dell'altare, siate una cosa sola. In questo luogo, Gerace, in questa cattedrale, c'è stato un grosso fermento ecumenico, tant'è vero che quando Bartolomeo I venne in Italia, decise di venire qui, in questa terra. Questo percorso ecumenico è stata una grande grazia sicuramente per questa terra che naturalmente non può mai scordarla, proprio perché ce l'ha nelle sue radici, nelle sue fondamenta, no? La cultura greca, bizantina, la cultura di un primo cristianesimo monacale che è stato sicuramente fecondo. Gerace è la città cosiddetta delle 100 chiese, no? In fondo Gerace
era il distretto un po' di tutta la zona, qui c'era tutto quello che riguardava l'attività civile e l'attività religiosa, perché voi adesso qui siete nella cattedrale, ma dovete considerare che intorno a noi c'è la cosiddetta cittadella vescovile, stiamo parlando di oltre 10.000 metri quadrati in cui c'era il vescovo che abitava, c'era il seminario, c'erano tutti i luoghi della vita religiosa, perché Gerace era veramente il centro di tutta questa zona della Locride. E l'itinerario storico-artistico a Gerace si fonde con quello del gusto. Andiamo a scoprire i piatti tradizionali e le tipicità. Benvenuti, siamo qua al ristorante Il Lupo Cattivo a Gerace, con me c'è Salvatore della Terrazza e Mimmo della Valle Incantata. Questa è una pasta filata a mano con un ragù di maiale e polpette, dove c'è rigorosamente carne di maiale nero, finocchietto selvatico, formaggio pecorino, grano saraceno. Quella è una zuppa di cicerca dove sono a bagno 24 ore e poi cotti con dei pomodorini secchi e dei peperoncini. La zuppa di ceci con il finocchietto selvatico, sempre precedentemente messa a bagno e cotto per 24 ore. Le melanzane che sono a base di pangrattato, melanzane e formaggio pecorino, le tagliatelle di grano saraceno, la zuppa dei fagioli, pure lo stesso procedimento sia delle cicerche che dei ceci, con le verdure cotte e dei salumi nostri tipici. Non può mancare il peperoncino, che è il nostro pure calabrese, e dell'olio rigorosamente di Gerace. La particolarità dei formaggi è un formaggio stagionato 60-70 giorni, è fatto ancora con il vecchio sistema del caglio naturale. Questi sono dei salumi nostri tipici geracesi, da oltre 30 anni che noi abbiamo il salumificio a Gerace. Questo è il lardo, le salsicce e le soppressate. La particolarità della soppressata è che ancora la carne viene tagliata come una volta a mano. Questi sono i capicolli e questa è l'anduia fatta con peperoncino calabrese. Il vino è prodotto interamente in Gerace da uve tipiche calabresi, il Nerello calabrese, con un leggero profumo di malvasia. È un vino barricato, 3 anni di invecchiamento, si presta benissimo ai piatti che sono qui rappresentati. Profumi eterei di frutta matura e un rosso rubino molto intenso. Le marmellate fatte di arancia, rigorosamente biologica, senza aggiunta di alcun conservante. I sottoli e sottaceti che sono tipici della nostra terra, in olio d'oliva, sempre di Gerace. Poi abbiamo ancora i peperoncini con ripieno di capperi di Gerace, del tonno, delle carote, ottime, si prestano benissimo agli antipasti. Le olive in salamoia sono olive lasciate maturare almeno 8 mesi, solamente sale, peperoncini piccanti, aromatizzate con del finocchietto selvatico e dell'origano. A Gerace! E noi siamo già qui, andiamo a visitare il Museo del Tesoro della Concattedrale. Ci troviamo nella cripta, che è la parte più antica della chiesa. Naturalmente sono esposti in questa zona qua oggetti e paramenti sacri. Abbiamo esposti anche delle mitrie vescovili 1600-1700. Nella sala del tesoro troviamo oggetti che vanno dal 1100, una croce bizantina a doppio braccio,
che secondo la tradizione è stata portata qua dal vescovo Atanasio Calciopolo, secondo gli ultimi studi è stata portata qua da un gruppo di normanni che avevano seguito il loro comandante Tancredi d'Altavilla nella prima crociata. I pezzi più estesi sono quelli del 1700, abbiamo la statua di Santa Veneranda, la statua dell'Assunta. Abbiamo anche i vasi sacri e dimenticavo il pezzo più importante, l'ostensorio di Pellicano che è alto 1 metro, pesa 12 kg e viene portato in processione il giorno del Corpus Domini e la sera delle 40 ore. Tra le tante chiese che si trovano qui a Gerace, una delle più antiche, se non la più antica, è la cripta di San Nicola del Coveno. È una chiesa rupestre, quindi scavata nella roccia, c'è anche la sua cupoletta e probabilmente, diciamo probabilmente perché documenti non ne abbiamo, risale intorno al III o IV secolo. Le altre chiese, la più visitata oltre alla cattedrale è la chiesa di San Francesco, che era dedicata a San Lorenzo Martire, quindi contemporanea alla cattedrale. Con l'arrivo dei francescani agli inizi del 1200, quindi ancora vivente San Francesco, il vescovo dell'epoca ha dato l'antica chiesa con un terreno perché i frati costruissero il loro convento. Nello spazio di pochi anni è diventato talmente ricco, talmente importante, che buona parte dei terreni che si trovano qui nel circondario erano di loro proprietà. Il priore dell'epoca, 1664, ha ordinato a delle maestranze siciliane il famoso altare conosciuto in tutto il mondo per i suoi particolari. Abbiamo un conventino con 2 monaci e un cane che giocano nell'interno del chiostro, una città cinta da muro, alcuni dicono che sia Gerace, un uccello con una mosca in bocca, si vedono sia le zampine sia le antenne. Abbiamo farfalle, pappagalli, quindi gli artisti, perché sono stati più di uno, si sono sbizzarriti su quest'altare. All'interno della concattedrale di Gerace andiamo ad ascoltare il coro polifonico di Santa Maria Assunta. Il coro della cattedrale di Gerace, Maria Santissima Assunta, è nato nel 1997 dal desiderio di un gruppo di amici, in realtà un gruppo di cantori, di animare in modo solenne le messe domenicali. Attualmente conta circa 35 coristi e abbiamo tutte le fasce d'età e da quest'anno anche bambini, e ha compiuto un bel percorso a livello musicale. Stiamo ascoltando un brano di Don Marco Frisina che per noi è molto caro. Questo brano, Madre Fiducia Nostra, è dedicato alla Madonna. Acusticamente pochi sanno che la cattedrale è un ottimo ambiente, ma soprattutto il suo valore è per noi anche affettivo. Noi cantiamo con devozione al Signore e alla Madonna in un ambiente così solenne, così spettacolare, e questo è per noi molto importante. Noi qui ci conosciamo tutti, c'è una grande unione,
c'è una grande stima tra noi, oltre al coro c'è la presenza della banda, della squadra di calcio, c'è tanto desiderio di essere uniti, di fare le cose insieme, di portare avanti dei progetti. A Gerace sono state realizzate negli anni tante cose, quindi vivendoci si capisce che comunque è una città molto viva. E tra i tanti intellettuali giunti in visita a Gerace scopriamone uno in particolare. Noi geracesi siamo consapevoli delle bellezze artistiche del nostro paese, immortalate queste bellezze in famosi titoli: Gerace la Firenze del Sud, Gerace la Gerusalemme dello Ionio, da Famiglia Cristiana, che gli ha dedicato 6 pagine. È stato un centro religioso famosissimo per oltre 1000 anni. Gerace ha avuto i suoi 5 martiri, grandi protagonisti del Risorgimento italiano, purtroppo fucilati dai Borboni il 2 ottobre del 1847, qui a Gerace. Visitatissimo da grandi viaggiatori stranieri, è impossibile ricordarli tutti. Vorrei ricordarne almeno 2. Edward Lear, un viaggiatore inglese, scrittore, 146 libri, pittore, ha dato lezioni di pittura alla regina Vittoria. Alcuni suoi famosi disegni sono conservati nella biblioteca dell'Università di Harvard. Qui a Gerace è stato ospite di un mio antenato, Pasquale Scaglione, e naturalmente ne sono orgoglioso. È stato 5 giorni e nel suo diario Edward Lear dice: ogni roccia, santuario e palazzo a Gerace sembrano colorati e fatti apposta per gli artisti, e l'unione delle linee tra la natura e l'arte è semplicemente deliziosa. Naturalmente, per ricordarlo e ringraziarlo per quello che ha detto di Gerace e anche del mio antenato, io alcuni anni fa gli ho dedicato una scuola di lingue, la Edward Lear British School, e inoltre gli ho dedicato una mostra litografica di paesaggi calabresi del 1847 che ho donato al Museo di Gerace. Non posso non ricordare un grandissimo personaggio tedesco, un glottologo tedesco, Gerald Rolfs, venuto a Gerace per 60 anni, dal 1925 al 1985. 5 lauree ad honorem, anche dall'Università di Bologna, ha scritto 3 libri sulla Calabria e ha tradotto tutti i dialetti della Calabria in italiano e ha portato i dialetti calabresi all'Università di Heidelberg, dove studenti tedeschi studiano dialetti calabresi, perché le radici dei nostri dialetti sono nobili, greco antico e latino. Altra realtà importante è quella rappresentata dalla banda musicale Città di Gerace. La parola al direttore. La banda di Gerace nasce circa 150 anni fa, io sono l'ultimo maestro, sono subentrato nel 2008, ereditando così una grandissima tradizione bandistica che rappresenta anche in maniera, penso, eccellente Gerace. Dal 2008 abbiamo formato anche l'orchestra di Fiati Città di Gerace, voluta soprattutto dai giovani, cercando una qualità musicale sana e anche un buon centro di aggregazione. Noi ogni anno, come tutte penso le bande cittadine, garantiamo a Gerace 6-7 manifestazioni, delle feste più importanti, da quella patronale a quelle dei defunti, e dei concerti dove la cittadinanza è sempre molto presente. L'orchestra infatti ha un vasto repertorio che parte dalla musica, diciamo, barocca fino ai tempi moderni, musica da film. Ora stiamo ascoltando Echi sul Liri, una marcia sinfonica.
Noi proviamo 2-3 volte a settimana, solo questo ci permette di costruire un gruppo per il bene, diciamo, anche di tutti i giovani geracesi. Le campane a Gerace, in provincia di Reggio Calabria, si suonano ancora come un tempo. La parola al sacrestano della concattedrale. Sono Tastrimari, il sacrista della cattedrale di Gerace e sono il campanaro della cattedrale di Gerace. E questo si tramanda, come c'era mio padre prima che suonava le campane, io ho preso le sue eredità e siamo in tre a suonare le campane, io, mio fratello e un altro signore che va nella chiesa. Le campane sono del 1700, le suoniamo ogni giorno, oppure nelle feste, magari nelle particolarità, quando viene il vescovo, ci sono delle messe particolari. Venite a Gerace, che così vedete tutte queste belle cose e i campani che come suonano non ne suonano nella parte. Il sogno per me è invito tutti i paesani, tutti i cittadini che vedono questa trasmissione, vengono a Gerace, vedono bellezza del paese. Sono convinto che quando vengono la prima volta, tornano un'altra volta. La città d'arte di Gerace, in provincia di Reggio Calabria, con tutte le sue bellezze e la simpatia della sua gente, vi aspetta. Noi ci vediamo puntuali la prossima settimana. Per rivedere tutte le puntate potete consultare il nostro sito. Viva Gerace, viva la Calabria, viva l'Italia. Ciao e viaggiate in sicurezza. Vi aspettiamo a Gerace.